Prima di parlare della PMA, diamo uno sguardo alla situazione della natalità in Italia e, come già sapete, stiamo attraversando un periodo di crisi molto importante per quanto riguarda la denatalità. Intanto perché noi abbiamo un calo di nascite da un po' di anni e ormai sappiamo che il numero di figli medi per donna in Italia è di 1,3, quando deve essere di 2,3 per il mantenimento della popolazione. Ma la cosa più importante è l'età della madre, 31,8 è l'età media, e effettivamente è cambiata di molto rispetto a 50 anni fa. Le donne fanno meno figli, li fanno in età più elevata, e più elevata è l'età al primo figlio, più difficoltà c'è per il secondo figlio. Quindi noi dobbiamo tenere conto che se noi pensiamo a quante sono le coppie infertili, a quanto si pensa che siano le coppie infertili, e ci rifacciamo a 20 anni fa, potevamo dire che il 20% delle coppie aveva problemi. E vedete come la percentuale delle coppie che ha problemi di fertilità cambia in modo sostanziale a seconda dell'età della coppia stessa. 1 su 10 fino ai 30 anni, 1 su 7 da 30 a 34, 5 su 10 tra 35 e 39, 4 da 40 a 44. Quindi vedete che siamo sempre più in là. Io ricordo che quando da studente ho cominciato ad interessarmi ai problemi della fertilità, la causa era essenzialmente femminile. Non c'era coppia che non fosse infertile per causa femminile, e le donne si sottoponevano a tutto, a biopsie, interventi chirurgici, terapie, eccetera, eccetera, senza che mai fosse guardato l'uomo. Ora le cose sono cambiate sostanzialmente. Devo dire che l'andrologia ha fatto passi da gigante e ha chiarito di molto il problema della infertilità delle coppie, tant'è vero che oggi si dice che è equivalente la responsabilità della infertilità tra uomo e donna, quindi questo è un dato che dobbiamo mettere subito in conto. Questo è il tasso di ricambio generazionale e vedete che ci sono molte condizioni che intaccano poi la fertilità di una coppia. I fattori sociali, i fattori economici. Dobbiamo dirlo che la fertilità oggi non viene vista dalle istituzioni come una malattia. Lo dimostra il fatto che le istituzioni non curano con molta attenzione la soluzione dei problemi dell'infertilità. I centri di PMA sono sostanzialmente privati, non c'è ancora una regolamentazione che riguardi la tariffazione di tutte quante le metodiche per effettuare queste tecniche. Per questo io credo che la figura dello psicologo nel centro privato sia vista forse con molta disattenzione. Se nel centro privato esiste un'indagine biologica, genetica, che costa molti soldi, quelli la fanno tutti. Se però ci deve essere un altro professionista come voi, che può essere di aiuto, ma che in realtà non rientra nell'economia generale del centro stesso, state tranquilli che voi posto lì non ne trovate. Questo è il dato di fatto. Ma dobbiamo dirle queste cose perché sennò ci parliamo a vuoto. Dicevamo che l'età della donna comincia ad essere già un problema di fertilità. Guardate come cambia la curva della fertilità di una donna normale con l'età. E guardate, vi ho messo la media del primo figlio della donna che è 31,8 quando siamo già in fase di discesa della curva della fertilità. Questo perché voi sapete che la donna nasce con gli ovociti già belli e pronti. Quindi l'età della donna è uguale all'età dell'ovocita, mentre per lo spermatozoo si forma ogni giorno, quindi c'è una differenza sostanziale. Quindi l'invecchiamento è proprio, come dire, espressione di ovociti che funzionano meno. Guardate la curva della fertilità invece con la PMA, cioè 6 cicli di PMA, come diceva prima la professoressa che mi ha preceduto, danno ovviamente più soluzioni, ma non diverse
da quelle che noi ci attendiamo con una curva di fertilità di una donna normale. Sono identiche, tant'è vero che se noi confrontiamo queste due curve vedete che c'è assolutamente una identità tra la fertilità naturale e la fertilità di una donna che fa 6 cicli. 6 cicli sono tantissimi. E siccome per fare 6 cicli di un'istituzione ci vogliono mezza vita, in privato ci vuole un capitale. Quindi stiamo attenti quando si parla di PMA, di gente che abbandona, perché non è che abbandona soltanto perché ha paura oppure è stanca o vive male il ciclo di PMA. C'è anche un forte problema economico che noi dobbiamo considerare. E dicevamo che più varia l'età della donna, più diventa elevata, più si alterano gli ovociti. Però state attenti perché la faccenda della ricerca della fertilità in una donna in età più avanzata, voi sapete, porta al rischio di alterazioni cromosomiche nel feto e nell'embrione. Quindi anche qui c'è subito il ricorso a quelle indagini molecolari che fatte sull'embrione, sul blastomero, possono dare origine ad una scelta, diciamo, di feto o di embrione normale. Però anche queste sono costose, non sono a costo zero, costano tanto quanto un ciclo di PMA. Quindi le istituzioni dovrebbero essere veramente pronte a dare soluzioni di questo tipo, se vogliono considerare l'infertilità una malattia. Che poi vedremo che la società offre alle istituzioni anche, come dire, l'assist per dire non è malattia. Perché non è malattia? Perché la si cerca quando la infertilità non esprime un'alterazione funzionale, ma una fisiologica perdita di capacità riproduttiva. Quella è malattia? Dobbiamo entrare nel concetto di comprensione di quando una è infertile perché è una malattia, rispetto a quando cerca la fertilità in un periodo in cui la fisiologia della riproduzione si è esaurita. Sono zone d'ombra che creano molto disagio e alla fine viene danneggiato chi ha la malattia vera, oppure viene premiato chi invece non ha una malattia ma sceglie di avere il figlio in età più avanzata. Sono zone d'ombra che creano molto disagio, sulle quali bisognerebbe riflettere un po' più attentamente. Infatti, voi sapete del social freezing, ecco, qui mi piacerebbe avere un po' delle considerazioni da parte degli psicologi, perché voi sapete che una può conservarsi gli ovociti a 18 anni per poi utilizzare gli stessi a 40 anni per fare la procreazione medicalmente assistita. Anche quello è figlio. Ma allora io ironicamente ho detto anche l'uomo deve poter conservare i suoi spermatozoi a 18 anni perché lì sono più belli, sono più buoni, perché poi deve cercare quelli a 40 anni che esprimono una vita vissuta e che possono avere delle conseguenze che anche l'uomo può avere. Infatti vedete che dopo ve le mostrerò. A me piacerebbe sentire il vostro commento sulla Apple che ha regalato il social freezing alle sue come si dice, operaie, alle sue dipendenti perché non andassero in gravidanza a 18 anni. Bisognerebbe fare queste considerazioni. Anche per l'uomo c'è un problema con l'età. Infatti vedete le curve come sono diverse quando cercano il figlio in età giovane rispetto a quando lo cercano in età più avanzata. E infatti dicevo che lo spermatozoo esprime la vita vissuta anche dell'uomo. Non sto ad illustrarvi le alterazioni, ma le vedete voi stesse, ma non ha importanza che io entri adesso nello specifico. Per l'uomo c'è un altro discorso importante, che è il declino del potenziale spermatogenetico dell'uomo in questi ultimi anni è molto importante. Quindi se a 20 anni un uomo con 20 milioni di spermatozoo può essere fertile, a 45 anni quei 20 milioni possono scivolare nella infertilità. Quindi anche l'età dell'uomo va considerata con molta attenzione. Ma torniamo ai numeri. In Italia, secondo alcune stime dell'Istat, ci sono 15 milioni di coppie che possono essere in età fertile, 15 milioni. Scusate, di donne, di coppie. Di queste, 7 milioni sono in età fertile e se facciamo il conto del 20%, noi abbiamo circa 1.400.000 donne, coppie, che cercano figli. 1.400.000, sono veramente tante. Come si spalmano questi 14 milioni? La maggior parte, vedete, ha una fertilità naturale.
un 12-14% ha una subfertilità che può essere in qualche modo risolta con terapie mediche, con attenzioni dagli stili di vita, eccetera, e soltanto un 6-8% deve ricorrere alla riproduzione omologa. Questo schema si riferisce soltanto a una situazione sociale che non considera di molto le novità che sono emerse poi da quando in Italia si può effettuare la fecondazione eterologa, perché ha cambiato un po' gli scenari di questa ultima parte. Le tecniche, a voi sono note le tecniche, l'inseminazione endouterina, il secondo livello e il terzo livello, ma ve le illustrerò facilmente, perché con la inseminazione endouterina è facile capire come è possibile osservare il giusto periodo ovulatorio. L'ovulazione, l'ovocita dura 24-36 ore e l'incontro deve avvenire soltanto in quelle 24-36 ore. Lo spermatozoo lo stesso dura 24-36 ore, quindi il periodo di incontro dura un paio di giorni, non di più. E quando si è certi dell'ovulazione e c'è una subfertilità, è facile prendere degli spermatozoi mobili, trattarli e poi inocularli nella cavità uterina perché si incontrino più facilmente. Qui c'è una sintesi della certezza dell'ovulazione, della certezza degli spermatozoi, il massimo che può darsi quel soggetto, concentrati e mobili nel periodo giusto laddove si devono incontrare. Questa è la semplice, che a mio avviso dovrebbe essere utilizzata con molto più frequenza, perché riuscirebbe a risolvere molti più casi di quanti effettivamente poi non si inviano a tecniche più complicate. Però anche qui bisogna stare attenti. L'inseminazione omologa richiede molta attenzione, richiede un bravo ecografista, un bravo ginecologo, un bravo biologo. Deve essere poi, tutti quanti devono essere pronti nel momento dell'ovulazione. Capite che i centri di PMA invece possono regolare le fasi delle tecnologie più avanzate a quando vogliono loro, con tecniche che sono più impegnative, più costose, più complesse, quindi trattano la inseminazione con un po' di sufficienza. E a mio avviso è sbagliato, perché potrebbe essere applicata più tranquillamente e più frequentemente. Sapete che la storia della PMA nasce nel 1978, quando scoprono la prima FIVET, e da lì poi c'è stato tutto un rincorrersi di tecnologie, che vedremo tutte quante dopo, che sono sempre più complicate. Con la ICSI sapete che si prende l'ovocita, dopo che la donna è stata stimolata in modo più massiccio, iperstimolata, si raccolgono vari ovociti, si aspirano, si crea un ambiente artificiale dove lo spermatozoo penetra nell'ovocita, si forma l'embrione e si trasferisce poi nell'utero. Questa è la FIVET. Cosa diversa è la ICSI, dove il singolo spermatozoo viene iniettato nell'ovocita e poi si trasferisce l'embrione. Già queste due tecniche hanno cambiato di molto, come dire, l'atteggiamento delle coppie infertili nei confronti delle soluzioni. Perché prima della ICSI c'erano delle coppie per infertilità maschile che non avevano nessuna soluzione, perché erano talmente pochi gli spermatozoi che non fecondavano autonomamente, anche se in vitro. La ICSI ha cambiato completamente pagina, ha dato la possibilità di avere anche più rari spermatozoi presi dall'interno del testicolo, quindi effettivamente oggi un uomo che non riesce ad avere un'applicazione di tecniche per PMA è veramente raro, sono veramente pochi quelli che non hanno neanche uno spermatozoo. Bisogna saperlo trovare, bisogna saperlo individuare, ma di questo vi parlerò dopo. Questa è la ICSI. Guardiamo l'età delle pazienti, perché secondo il mio punto di vista, per voi che siete psicologi, questo problema deve essere valutato con molta attenzione. Nel 2005, questo è il registro italiano dell'Istituto Superiore di Sanità, che segue tutte quante le problematiche della PMA. Guardate che diversità c'è tra l'età delle donne del 2005 che si sottoponevano al ciclo di seconda e terza tecnologia rispetto a quelle del 2015. Cioè abbiamo che
le donne con meno di 34 anni sono passate dal 39 al 27%, le donne con più di 40 anni dal 20 al 33,7%, cioè è aumentata vistosamente l'età delle donne che si sottopongono a tecniche di fecondazione assistita. Ma la cosa diventa lampante quando andiamo a vedere quelle che fanno la eterologa. Vedete come quelle che hanno più di 43 anni sono il 53,8%. Vale a dire l'eterologa, per cause femminili, è essenzialmente legata all'età della donna. Chiaramente, però, si può fare anche perché c'è un'infertilità per quanto riguarda l'uomo, ma è molto più rara l'eterologa rispetto alla donna per quanto riguarda l'uomo. Questi sono i dati che però a voi non interessano. Quali sono le cause di infertilità? Perché le donne si sottopongono, le coppie si sottopongono alla PMA? Vedete che le cause maschili sono il 50%, intanto perché hanno già una causa essenzialmente maschile nel 25,8%, c'è poi una concausa nel 18,2% e una infertilità idiopatica del 16,2%, quindi l'uomo pesa per il 50% nella induzione della infertilità di coppia. Ma c'è una frase che io vorrei che rimanesse chiara nel vostro pensiero, che non basta avere uno spermatozoo per poter effettuare le tecniche di fecondazione assistita. Non basta un foglio di carta dove ci sono scritti i risultati di uno spermiogramma per effettuare la diagnosi di infertilità maschile. Bisogna che ci sia tutto un percorso che porti a capire perché il soggetto è infertile, perché ha pochi spermatozoi, perché non sono validi, idonei, e trovare delle soluzioni terapeutiche o quello che è, perché più è sano lo spermatozoo, più è probabile che la tecnica dia poi un successo, e questo è stato ormai dimostrato in tutti i modi. Quando è stata proposta la ICSI, per cui si è pensato che bastava uno spermatozoo, hanno cantato il De Profundis all'andrologia, non servite più a nulla, perché uno spermatozoo lo troviamo comunque. In realtà adesso c'è completamente una visione diversa e ne sanno qualcosa quei centri che lavorano ancora senza che abbiano un aiuto da parte dell'andrologo per la realizzazione di queste condizioni così ottimali. Queste sono le cause che possono essere individuate nel maschio infertile. Quindi io sto lottando perché, poiché la legge 40 vuole che la procreazione medicalmente assistita sia preceduta da una diagnosi di infertilità, io sto chiedendo con forza che per quanto riguarda il maschio non si scriva infertilità maschile, che non significa nulla, ma si scriva perché quel maschio è infertile, perché ha una forma ostruttiva, perché ha una forma ormonale, immunologica, infettiva, ha una malattia genetica, ha il varicocele, sono stati farmaci, ha avuto un trauma. Quella è la causa di infertilità, non la riduzione del numero degli spermatozoi, che è soltanto l'epifenomeno di quello che è stato indotto poi dalla causa reale. Perché se si fa questo tipo di ragionamento si può intervenire terapeuticamente a seconda della causa che l'ha determinato. Una causa ormonale si può trattare, una causa infettivologica si può trattare, eccetera, eccetera. Questo è un fatto molto importante. È chiaro che la qualità del liquido seminale ha un suo valore. Guardate come si distribuisce la qualità del liquido seminale in base alla concentrazione nel maschio infertile. Ovviamente abbiamo gli azospermici, quelli che non hanno spermatozoi, abbiamo gli astenospermici, quelli dove gli spermatozoi non si muovono bene, gli oligo dove ce ne sono pochi, ma possono essere infertili anche i normozospermici, perché alcune attività fertilizzanti non si manifestano soltanto con la presenza dello spermatozoo o con la motilità, ma sono meccanismi più fini che portano lo spermatozoo ad essere infertile. Io voglio farvi vedere questo gioco che è molto bello. Vedete che i normozospermici sappiamo dove collocarli nell'ambito del conteggio degli spermatozoi, da 39 milioni in su. Sappiamo che gli azospermici stanno da quest'altra parte e gli oligozospermici, quelli che hanno meno di 39 milioni, stanno ancora da quest'altra parte.
Se noi spalmiamo il concetto di fertilità e di infertilità, vedete che possono essere infertili i normozospermici, ma possono essere fertili gli oligozospermici. Questo dipende da tanti fattori, dipende dall'età della donna, dipende dalla frequenza dei rapporti sessuali, dipende dal tempo di ricerca del figlio. Diamogli almeno un anno di tempo di ricerca naturale, non dobbiamo subito alzare la bandiera dell'infertilità se dopo 2 tentativi non è arrivato il figlio, e quindi si va dal centro, si va alla tecnica di PMA. È sbagliato questo tipo di percorso. Questi sono gli esempi. Questo per dirvi che lo spermatozoo, voglio farvelo vedere perché forse voi non avete occasione di vedere con questa chiarezza come è fatto lo spermatozoo. La parte nera è il nucleo e quel cappuccio che c'è intorno più grigio, quella linea è importantissima perché è ricca di enzimi che devono essere rilasciati proprio perché davanti all'ovocita questi enzimi aprono la strada alla fecondazione. E un normozospermico può avere soltanto un'alterazione di questo fenomeno. Ecco perché i normozospermici possono essere infertili. Detto in poche parole perché voi possiate cogliere il significato. Queste sono le immagini. Ma oggi noi dello spermatozoo possiamo dirvi tutto quanto. Sappiamo studiare i mitocondri che danno la motilità, sappiamo studiare questa capsula che contiene gli enzimi, sappiamo studiare il nucleo se è normale o no. E io vi ho portato qualche immagine perché voi vediate quanto è andata avanti la diagnostica sullo spermatozoo. Questa è una delle più recenti, come dire, tecnologie. Quella linea che voi vedete è la linea di tutti quanti i cromosomi nello spermatozoo e quando quella linea viene alterata in basso o in alto stiamo parlando di alterazioni genetiche, di mutazioni dei cromosomi. Questa è l'ultima delle tecnologie che noi applichiamo. Questa è un'immagine molto importante che viene utilizzata nei laboratori di PMA perché ingrandisce di 6.000 volte lo spermatozoo. E questo ingrandimento consente di distinguere uno spermatozoo che appare alla microscopia usuale normale come non normale. Vedete in alto c'è il nucleo con dei buchi che si vedono chiaramente vacuoli e quello è uno spermatozoo apparentemente normale. Infatti questo spermatozoo più frequentemente poi ha alterazioni delle varie tecnologie che noi studiamo, delle quali non vi parlo perché ovviamente sono più complesse. Questo ve lo voglio far vedere perché sono le aneuploidie. Quei colori che voi vedete sono dei cromosomi specifici e qualche volta nelle gravi alterazioni testicolari gli spermatozoi possono avere un'alterazione nel numero dei cromosomi, che può portare per esempio al Down o alla sindrome di Klinefelter o alla sindrome di Turner. Noi possiamo in qualche modo individuare questo tipo di alterazioni. Questo perché? Infatti, il contributo paterno alle alterazioni cromosomiche, che possono essere le trisomie, le triploidie o le alterazioni strutturali, è quasi il 50%. Ecco perché avere un'idea sulla qualità genetica dello spermatozoo assume un significato molto importante. E questo per dirvi come oggi con una semplice aspirazione del testicolo è possibile avere spermatozoi che vengono utilizzati per le tecniche di fecondazione in vitro. Queste sono le immagini che noi abbiamo creato per dimostrare come una azospermia non significa mica nulla se non si va a capire perché il soggetto è azospermico. A me piace mostrarvi queste immagini perché si vede che in alto SCO significa un testicolo che non ha elementi della spermatogenesi, sono solamente esertoli. SH si vede che ha tante esertoli, però vedete che c'è qualche spermatozoo. MH un arresto della maturazione, MA un arresto della maturazione. Ostruttiva, l'ultimo in basso, è un soggetto che ha le vie seminali ostruite, per cui il testicolo è pieno di spermatozoi ma che non riescono ad uscire. Sono tutti quanti azospermici questi soggetti. La azospermia non significa nulla se non si capisce qual è il motivo per cui non hanno spermatozoi nel liquido seminale. Voi capite che è possibile recuperare spermatozoi in quasi tutte queste situazioni, tranne la prima in alto, che però è abbastanza rara. Nel settembre del 2014
In Italia, grazie alla Commissione Salute e ai tecnici della PMA che rappresentavano le regioni a livello della Commissione Salute, devo dire con un certo orgoglio che ero io che coordinavo questi tecnici, abbiamo potuto costruire il percorso per la procreazione medicalmente assistita con la eterologa. È successo nel settembre del 2014 ed è rimasto quello ancora l'unico documento che consente la eterologa in Italia. Non c'è una legge dello Stato che parla di eterologa, ma un documento delle regioni che ha applicato tutti i possibili passaggi che sono emersi dopo che c'è stato il pronunciamento delle varie corti costituzionali. Abbiamo proposto ed è rimasto ancora questo il documento. Come vi dicevo prima, è anche, possiamo dire, attività professionale esterna e non istituzionale. Questi sono risultati ufficiali. In Italia abbiamo 995 centri che eseguono fecondazione in vitro eterologa e vedete che 77 sono privati, di 100 sono pubblici, 18 sono pubblici. Il numero di cicli fatti nei privati è l'82,3%, dei centri pubblici il 17,7%. C'è una grande differenza. Ma se andiamo ancora più dentro al problema, sono stati calcolati dai 25 ai 30.000 ovociti utilizzati per la fecondazione eterologa. 30.000 sono quasi tutti stranieri, tutti acquistati da biobanche straniere, perché in Italia non c'è stata ancora nessuna attività di promozione della donazione e non è previsto nessun tipo di rimborso. Noi acquistiamo gameti essenzialmente dalla Spagna. La Spagna ci propone 30.000 ovociti per quest'anno, il prossimo anche di più, che costano molti soldi, costano 3-4 mila euro 6 ovociti. La Spagna può dare un rimborso ufficiale alle donne che donano gli ovociti, sono 900 euro. La Francia può dare un rimborso, altre regioni, altri paesi possono dare un rimborso, in Italia non è prevista nessuna forma di rimborso. E questo è un discorso che dobbiamo un po' rivedere, anche perché si sta verificando una situazione molto strana che voglio condividere con voi, che i risultati che si ottengono con gli ovociti crioconservati nelle eterologhe in Italia sono significativamente più bassi rispetto a quelli che si ottengono in Spagna. Questo fa sì che ci sia una grande comunicazione da parte degli spagnoli sui siti italiani e le motivazioni sono due. Io non sto difendendo i nostri operatori italiani perché sono bravi di più forse di quegli spagnoli, ma verosimilmente il viaggio in qualche modo modifica la struttura dell'ovocita e poi il più delle volte in questi paesi dove c'è un'abbondanza di donazione di ovociti, è possibile eseguire la fecondazione su ovocita a fresco, non crioconservato. Quindi abbiamo individuato due motivazioni. È chiaro che se la Spagna propone una eterologa a prezzo più basso rispetto a quello che costa in Italia e dà delle probabilità più elevate, capite anche voi che prima ci davano gli ovociti, adesso si prendono i pazienti. Commercio, perché non stiamo parlando di attività istituzionali spagnole, stiamo parlando di centri privati, di biobanche private. Io ne parlo tranquillamente di questo perché non lo trovo corretto, lo trovo completamente scorretto e lo trovo immorale, perché non è immorale visto che si può sollecitare che ci siano delle donazioni anche in Italia, perché se non ci sono donazioni non si fa l'eterologa, io sono contro l'eterologa, quindi non si fa. Questo è un ragionamento molto limitato,
un ragionamento che non vola alto, perché poi questo ci costringe ad avere altri ovociti da altre banche e ci costringe ad avere i pazienti che vanno dall'Italia all'estero. È un discorso molto complesso che ho voluto condividere con voi perché ha dei risvolti che sono di vostra competenza. Questi sono i dati preliminari per quest'anno e vedete che siamo arrivati a circa 35.000 ovociti crioconservati. Dicevo prima che c'è una linea molto sottile che divide la patologia infertilità da aspetti sociali della ricerca del figlio, che non sono fertilità, infertilità. La surrogazione di maternità a utero in affitto è un discorso molto complicato. Voi sapete che la donna assume l'onere della gestazione, del parto, per conto di una singola persona o di una coppia, e i gameti possono essere della singola persona, la parte interessata, o della coppia se la coppia ha dei problemi, ma possono essere anche al di fuori della coppia stessa, cioè due donazioni diverse che vengono impiantate come embrione su una terza donna. 30 anni fa è nata la prima bimba da utero in affitto e ci sono 5 milioni di gravidanze con madri surrogate nel mondo, coppie eterosessuali e omosessuali. Ovviamente ci sono diversi paesi che hanno già regolamentato, per esempio nel Regno Unito, in Olanda, in Ungheria, Australia, a patto che sia altruistica, è permessa. È autorizzata con compenso in Croazia, Danimarca, Lettonia, sono paesi che stanno accanto a noi, non sono paesi al di là di chissà quanti migliaia di chilometri, sono accanto a noi. Israele e Sudafrica. Ma io, prima di concludere questa mia breve chiacchierata, vorrei dire che combattiamo tanto l'infertilità, la cerchiamo quando non c'è più infertilità ma c'è soltanto una fisiologica interruzione della fertilità, ma io non mi vergogno di dire che oggi parlare di interruzione volontaria di gravidanza, con tutto quello che si può fare prima che si arrivi a questo e con tutto quello che si può fare per avere una fertilità normale, diventa veramente complicato, mi si stringe il cuore, anche perché l'interruzione volontaria della gravidanza è tutta a carico del sistema sanitario nazionale e ci sono condizioni in cui c'è un rispetto assoluto della legge per l'interruzione volontaria di gravidanza, ma credetemi, nella stragrande maggioranza non si va incontro a quelle indicazioni della legge, ma significa ben altro. E io con questo voglio lasciarvi questo problema che a me dà sicuramente molta angoscia, soprattutto quando si vede, perché oggi è possibile vedere come cresce l'embrione ancora prima di impiantarlo, esistono macchine che ce lo fanno vedere e quindi pensare ad embrione che ha 2 mesi, 3 mesi, cioè siamo avanti bene, e parlare di interruzione di gravidanza per condizioni che non sono comprese nel dettame legislativo, che è chiaro, ma vengono interpretate, e devo dire che gli psicologi hanno un ruolo importante in questo, perché hanno dato delle autorizzazioni forse con molta leggerezza a questo aspetto. Su questo io vorrei che voi ci pensaste, perché è una cosa molto importante. Concludo con una notizia un po' meno, pesante, e voglio farvela vedere perché siamo stati noi a costruirla questa notizia, cioè il discorso dell'andrologia e della infertilità. Siamo stati noi che abbiamo dimostrato come il papillomavirus, che è il virus che terrorizza le donne giustamente perché dà origine al tumore del collo dell'utero, a papillomi, eccetera, può dare infertilità se ce l'ha nell'uomo. Quelle linee bianche che vedete sono le linee che dicono che il papillomavirus può essere nel liquido seminale. E qui vi faccio vedere, è in rosso, come aderisce allo spermatozoo quando è presente. Vedete che circonda la testa dello spermatozoo quando è presente il papillomavirus. Eccolo ad un ingrandimento più elevato. E noi abbiamo dimostrato che quando è presente blocca la motilità e riduce la fertilità all'inizio. Corro su questo perché non voglio avere... Ma cosa abbiamo dimostrato poi? Che quando lo spermatozoo che porta con sé il papillomavirus feconda l'ovocita,
l'abbiamo fatto in laboratorio come test di penetrazione nell'ovocita di hamster, è in grado di esprimere l'attività dei suoi geni, quindi geni virali, all'interno dell'ovocita, utilizzando i macchinari dell'ovocita stesso, cioè i geni del papillomavirus vengono poi tradotti in proteine perché utilizzano i macchinari dell'ovocita. E questo ci ha molto preoccupato. Ci ha molto preoccupato e siamo andati a vedere poi, corro su questo perché non è... Siamo andati a vedere con i nostri amici di Brunico, che hanno un centro di privazione medicalmente assistita, cosa succede alle ICSI e alla PMA quando abbiamo spermatozoi positivi per il papillomavirus. Ve lo faccio molto breve. Alla fine siamo riusciti a capire che fecondano molto meno e quei pochi che fecondano abortiscono rapidamente. Questo accadeva 3 anni fa. Oggi in letteratura sono comparsi numerosi lavori che hanno confermato e ci hanno dato ragione. Quindi questo è un esempio di come l'andrologia ha portato luce alle cause di infertilità, anche a situazioni che sono molto frequenti. È inutile fare la PMA quando c'è il papillomavirus. Se quella coppia è infertile perché c'è il papillomavirus, non dobbiamo fare le tecniche di PMA, dobbiamo curare la coppia. Come per dire che la tecnologia rimane tecnologia. La medicina della riproduzione ha un tutt'altro significato perché deve comprendere e capire. Gli aspetti sociali della fertilità hanno un altro capitolo ancora. Fare un tutt'uno di queste situazioni significa non cogliere il senso di ciascuna di queste e ostacolare ciascuna delle 3 componenti nella ricerca di una soluzione adeguata. Grazie.